No, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere perché io ho visto, l'idea è nata nel ventennale della morte, ne discuteremo e allargheremo la discussione il prossimo Consiglio Comunale. Ribalta improvvisa e indesiderata per Giacomo Scapin, sindaco di Ospedaletto Euganeo, tranquillo paesino della Bassa Padovana di quasi 6.000 cittadini. Questa piazzetta, accanto al municipio, di fatto è senza nome, o meglio, è intitolata all'illuminato poeta del giorno Giuseppe Parini, XVIII secolo, senza una vera e propria targa a ricordarlo. A completamento di un triangolo politico, la piazza maggiore dedicata al presidente Sandro Pertini, questa via ad Aldo Moro, ecco l'idea di Bettino Craxi, un'idea diventata atto di indirizzo da sottoporre a prefetture e soprintendenze il 27 gennaio scorso, che non ha fatto i conti con i cittadini e con i social. Si cerca di sdoganare il malaffare, scappato per evitare la galera, chiaro riferimento alla fuga da Mamet, vergogna le scritte comparse online, un crescendo con qualche minaccia e offesa su cui il sindaco non intende procedere, che lo hanno travolto e come i social pensano molti cittadini. È andato via, perché? Perché è andato via? Si vergognava? È andato via dalla sua patria. Guardi. E quindi non vale la pena intitolare una piazza? No. Per me no. Mi piace. Ed ecco la difesa del sindaco appassionato di storia. Che secondo lei Bettino Craxi, nonostante 2 condanne definitive, nonostante il fatto che è vero che è fuggito da Mamet, merita comunque di essere ricordato? Merita secondo me di essere ricordato perché dopo un certo periodo tutti i personaggi che hanno fatto la storia di un paese vanno ricordati nel bene e nel male. Secondo me è stato, rispetto a quello che vediamo oggi, credo sia stato uno statista di quel periodo. Dopo la bufera, pronto al grande passo indietro il sindaco Scapin, che intanto incredulo commenta. Una visione storica e poi non so se è un tabù parlare di Bettino Craxi, va bene, non ne parliamo, ne parleremo fra altri 50 anni come fosse il segreto di Stato.